messa al centro commerciale Città Fiera oggi e venerdì prossimo, i campioni che hanno fatto la storia dello sport, quindi ospiti, ma anche i campioni del futuro, perché sono tante le società sportive che partecipano a questa 2 giorni. Partiamo innanzitutto e sentiamo l'entusiasmo in sottofondo dei nostri ragazzi dalla Polisportiva Nord-Est. Li vedete accanto a noi, un grande applauso, Igor, ricordiamolo, per la Polisportiva. Un grande applauso per la Polisportiva Nord-Est. 1, 2, 3. Bravissimi. Venite con noi, con il presidente. Insomma, dicevamo, il basket che supera gli ostacoli apparenti e supera tutto ciò che può essere un blocco. A livelli altissimi la Polisportiva Nord-Est si è distinta per l'impegno in tal senso, un impegno che va sempre supportato, perché è importante effettivamente dire niente ci impedisce veramente di fare lo sport sano, niente ci impedisce di giocare, di divertirci e di portare avanti quelle che sono le battaglie sociali anche. Non smettiamo mai di ricordarlo, di supportare queste realtà. E io chiamo sul palco l'assessore allo sport regionale Elio De Anna, che prego di raggiungerci. Facciamo un grande applauso all'assessore regionale De Anna. Buon pomeriggio, ben arrivato. Salve assessore. Una delle mie prime interviste, lei si ricorda, assessore, di quando la intervistai? Tanti anni fa. Ero giovane, avevi i capelli più lunghi. Anch'io ero giovane, adesso non sono più giovane. Innanzitutto desidero portare il saluto dell'amministrazione regionale, del presidente Tondo, a tutti voi, a chi come voi ha organizzato questa manifestazione, ma soprattutto agli atleti che vedo qui esibirsi con e senza carrozzina. La riflessione, oltre al sentimento di gratitudine per aver organizzato questa manifestazione, la riflessione che viene spontanea, che è tipica di una società come quella di oggi che sembra perdere valori, è quello di dire che lo sport è luogo di valori. Che non sono solo gli ori o le medaglie che qualche ragazzo o qualche ragazza si mette al collo, ma per esempio la straordinaria volontà di questi atleti che attraverso lo sport danno un segnale molto forte di integrazione sociale. Lo sport, oltre ai valori, dicevo, delle medaglie, delle coppe che si possono vincere, è anche questo, cioè volontà, tenacia, perseveranza, dedizione, sacrificio, etica sportiva, lealtà sportiva, gioia per una vittoria, amarezza per una sconfitta quando la sconfitta ti fa crescere, e soprattutto un esempio da perseguire verso 2 percorsi. Il primo, quello dell'integrazione sociale attraverso il gesto sportivo. Provo a immaginare quanti di questi ragazzi per anni sono stati in una stanza di casa a guardare il soffitto e poi attraverso lo sport piano piano sono usciti dalla loro stanza, sono andati in mezzo al pubblico, non vergognandosi più, ammesso che si dovevano vergognare di che cosa? Di aver avuto un incidente, di aver cambiato la vita, di aver avuto la sfortuna molte volte di avere una handicap congenito, ma la loro volontà, la loro tenacia dimostra che è possibile un percorso verso l'autonomia possibile, e la dimostrazione sempre in questo senso ce la dà un altro atleta che non è qui oggi, ma che ha scelto di venire nella nostra regione, a Gemona, per prepararsi, e io ho avuto la fortuna, credo insieme a qualcun altro di voi, di vederlo gareggiare a Lignano in quel meeting Sport e Solidarietà. Parlo di Oscar Pistorius, che è rimasto senza gambe da ragazzino, con 2 protesi metalliche, ha corso a Lignano in 45,07 nei 400 piani, quando noi oggi in Italia da una decina d'anni non abbiamo un atleta
che grosso modo corre i 400 piani, un atleta normodotato che vada sotto i 46 piani. Pensate, questo ragazzo lo vedrete per la prima volta nella storia dell'atletica leggera, un ragazzo con 2 arti metallici che gareggerà contro atleti normodotati ai campionati del mondo di atletica leggera. E questi ragazzi, nella loro semplicità, nel loro livello, nella loro abnegazione, riescono a fare cose straordinarie con un pallone, in questo caso da pallacanestro. Ecco allora che non parliamo solo di integrazione, parliamo di grande prova nella vita, e pensare a gente come voi che organizza questo clinch, non so come si chiami esattamente, poi sport corner, ecco, diremmo così, no? un angolo dello sport all'interno di un centro commerciale dove viene tanta gente, può vedere questo esempio, dimostra che lo sport è una priorità nella società. E siccome sono nella vena buona, voglio lanciare un altro messaggio. Se lo sport è, come ho detto prima, gareggiare per vincere una medaglia, ma se lo sport è anche luogo di valori dove i giovani, questi giovani crescendo nella loro formazione inseriscono i valori dello sport e daranno vita a una società del futuro migliore della nostra, oggi parliamo anche di un terzo aspetto dello sport, che è quello della qualità della vita, del wellness, cioè vivere in simbiosi tra sport e natura per avere una qualità di vita maggiore. Diciamo che lo sport contrasta, previene devianze non solo come quelle della droga, ma il tabacco, il fumo, l'alcol, l'obesità, la sindrome da sedentarietà, combatte persino nella scuola devianze come il bullismo. Insomma, lo sport è un qualche cosa che fa sì che 1 milione di euro investiti oggi nell'attività sportiva può farci risparmiare tra 10-15 anni n milioni di euro. E allora mi dite cosa ci fa il doping nel mondo dello sport? Cioè, volete dirmi che questi ragazzi per diventare meno grassi devono doparsi? Dovete dirmi che questi ragazzi per fare uno sport di pallacanestro in carrozzino devono doparsi? Dovete dirmi che se io voglio riprendere a correre dopo 60 anni, ammesso che in una vita un po' più precoce, o sono stato anch'io un atleta, devo doparmi? È un controsenso, è un controsenso. Bisogna partire dagli adulti, voi sì. adulti in primo luogo dovete dare il buon esempio anche, no? Ma non solo, bisogna dire alle mamme e ai papà che non vengano in ambulatorio a chiedere vitamine per i loro figli per andare più forti, perché un ragazzo che si alimenta con la nostra dieta, mangia un panino con pane e salame, un po' di prosciutto, un po' di formaggio e beve anche poco, mezzo bicchiere di vino, non ha bisogno di nessun amminoacido che si ramifichi in testa, perché l'amminoacido ramificato poi fa correre verso quelle marmellate che una volta che ti prendono dici mamma la marmellata non mi piace e la marmellata fin da io le recce. Allora il messaggio è questo: grazie per il messaggio che date voi, grazie per questi ragazzi, il mondo, la società vi è grato, ma senza scorciatoie verso la vita. Dunque questa realtà importantissima, Associazione Polisportiva Nord-Est, che rappresenta la nostra regione fuori dai confini regionali, ricordiamo che oggi qui premiamo il merito, non le scorciatoie, premiamo l'impegno, un messaggio molto importante che dicevamo, di cui parlavamo prima. Assessore allo sport regionale Elio De Anna premia il Presidente. Facciamo un bel applauso, grazie. Il momento della premiazione.